Bentornati, io sono Sara Ferrarese e siamo insieme oggi per lavorare sulla coordinazione. Muoversi conoscendo. Grazie al Comune di Udine e alla Città Sana siamo qui per affrontare oggi, seduti sulla nostra sedia, la coordinazione. Mettetevi comodi senza appoggiare però la schiena allo schienale, ma leggermente sollevata. Andiamo a sollevare alternativamente gamba destra e gamba sinistra distendendole, quindi fuori l'aria, distendo la gamba, dentro l'aria fletto il ginocchio e torno. Inspiro, espiro, distendo, inspiro, espiro, torno. Alterno sollevando gamba destra e gamba sinistra, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ora che abbiamo imparato questo movimento, andiamo ad aggiungere una difficoltà in più, ovvero solleviamo le braccia. Quando butto fuori l'aria, distendo la gamba e distendo le braccia. Inspirando, torno a flettere i gomiti, piede a terra. Fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria. Espiro, inspiro, espiro, inspiro. Fuori l'aria, colonna lunga con le sue curve naturali, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora una, dentro l'aria, fuori l'aria, collo lungo durante tutto l'esercizio. Proseguiamo sempre seduti sulla nostra sedia. Torno a sollevare le braccia piegando i gomiti. Adesso il movimento che dovrò fare sarà di chiusura, quindi chiudo i gomiti e divarico verso le pareti laterali. Proviamo ancora qualche ripetizione insieme, dentro l'aria, fuori l'aria chiudo. Inspiro, apro il petto, espiro, chiudo, tenendo l'angolo al gomito di 90 gradi. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Distendiamo la gamba destra. Quando chiudo i gomiti, ruoto la caviglia e divarico. Chiudo e divarico. Quindi gamba distesa, sfida per i miei quadricipiti, devono tenere forte la gamba alta. Chiudo, cerchietti in un senso e nell'altro. In un senso e nell'altro. Cambio gamba continuando con le braccia a eseguire lo stesso movimento, quindi braccia in chiusura e caviglia. Ancora e chiudo. Ok, fuori l'aria quando chiudo, dentro l'aria quando apro. Nell'altro senso le circonduzioni e fuori l'aria, inspiro, apro, continuo a girare e espiro. Inspiro, torno. Seduti sulla sedia, sempre schiena, mi raccomando, non appoggiata. Alterno, un piede, vedete, sarà in appoggio al pavimento e il tallone e cambio. Quindi tallone del piede destro, punta del piede sinistro e cambio. Sollevo le punte del piede, sollevo il tallone. Dentro l'aria, fuori l'aria. Dentro l'aria, fuori l'aria. Più possibile, rullo il piede mentre scambio, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sollevo una gamba, afferro il ginocchio, fletto e stendo la caviglia, piede a martello e punta del piede disteso. Inspiro e espiro. Dentro l'aria, fuori. Punta del piede a martello, inspiro, espiro, distendo la punta avanti. L'altra gamba, colonna lunga, dritta, spalle in linea, inspiro, espiro, distendo, inspiro, espiro, distendo, inspiro, espiro, distendo, inspiro, espiro. Torno a terra, divarico, fuori l'aria, allontano un piede dall'altro, inspiro, le ginocchia tornano a sfiorarsi, fuori l'aria, dentro l'aria, ancora, espiro, inspiro, espiro, come se ci fosse un piccolo ostacolo da scavalcare con il piede, fuori l'aria divarico, dentro l'aria torno, fuori l'aria divarico, dentro l'aria torno.
Grazie a tutti per essere stati con me e sul portale chespettacolo.info vi aspettiamo.